tutto comincia da una richiesta più che legittima, cioè la richiesta di rispetto di un gruppo, di una persona, di una minoranza. Poi le richieste si moltiplicano. Si arriva a un certo punto in cui le cose cominciano a non diventare più così semplici, chiare e facili. Intanto perché si creano dei terreni dove ormai aprire una qualsiasi discussione sembra di salire su un campo minato. E poi perché la frase «la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri» forse oggi è un po' più complicata da definire di quanto lo fosse un po' di tempo fa, perché in nome del rispetto delle libertà si arriva magari a distruggere statue, imbrattare monumenti, opere d'arte, o si chiede di proibire la proiezione di film, si chiede di cambiare i testi di alcuni classici della letteratura e via dicendo. E quindi è lecito porsi la domanda: dove è corretto porre questo giusto equilibrio tra rispetto e libertà? E parliamo quindi questa sera della cancel culture e lo facciamo con i nostri ospiti. Invito sul palco il nostro intervistatore, Loris De Frate, il giornalista del Gazzettino. Il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone. Direttore del Fatto Quotidiano Online, Peter Gomez. Grazie per aver accettato il nostro invito, lascio a voi la parola e a voi auguro buon ascolto. Vabbè, allora inizio subito. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere presenti, vedo che siete numerosissimi, quindi è un argomento sicuramente che sollecita. Solletica. Siete qua ovviamente per ascoltare i due ospiti, quindi cominciamo subito. Allora, io comincerei subito con una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso e anche così. Se fosse stato Vannacci, il generale Vannacci, a parlare di frociaggine, credo che sarebbe, come possiamo dire, esploso il mondo. Invece lo ha fatto il Papa Francesco, lo ha fatto 2 volte, quindi non possiamo dire che è stato un errore. Lo ha fatto un gesuita, che di solito i gesuiti fanno molta fatica a sbagliare, anzi non sbagliano mai, quindi diciamo ha aperto, secondo i 2 ospiti. È stato il Papa ad aprire una strada nuova o è stata una disavventura del Pontefice? Prego. Comincio io? Vai. Intanto grazie, buonasera. Il nostro moderatore mette i piedi nel piano. Allora, entriamo nella regola numero 1 dell'ipocrisia dei nostri tempi. Quindi vi prego qui di dimenticare se nel bipolarismo che lui ha disegnato Vannacci-Bergoglio voi abbiate simpatia per Bergoglio. È del tutto irrilevante ai fini di quello. Il punto è che ora siamo entrati non nella post-verità sulla quale sono stati scritti un sacco di saggi. Siamo entrati nella pre-verità, in una pre-truth, per la quale prima si stabilisce se chi parla è nella parte di lavagna dei buoni o dei cattivi e poi si esamina ciò che ha detto. Naturalmente ognuno disegna la lavagna dei buoni e dei cattivi a seconda dei propri criteri, ma il punto è quello di una patente preventiva. Se tu sei nel circuito degli ammessi, degli accettati, di quelli del pensiero ammesso e del pensiero accettato, puoi dire qualunque cosa e verrà trovata una giustificazione. Nel caso di specie, nel caso del Pontefice, no, ma non voleva offendere, voleva indicare la lobby. Ho qualche dubbio che sia così, ma comunque, ripeto, è irrilevante, non voglio entrare nel merito.
Se invece tu sei preventivamente sul lato della lavagna riservato ai cattivi, non ci sono santi, non ci sono giustificazioni possibili, sei colpito e affondato. Quindi questa è la... Naturalmente il punto è: chi è che disegna sta lavagna dividendo in buoni e cattivi? Un po' lo facciamo tutti, non nascondiamoci, il gioco è questo. Il punto è che usciamo da un periodo, un trentennio, un quarantennio, in cui il gessetto, diciamo, è più rosso che bianco, per capirci, questo dobbiamo dircelo, e quindi nel sistema mediatico non solo italiano è molto più probabile che nella sfera del pensiero ammesso, del pensiero accettato, ci siano personalità di sinistra o percepite come tali, e quelle hanno tennisticamente la wild card, o meno sportivamente hanno la licenza di dire qualunque cosa. Sul lato destro è come ti muovi, sei fulminato, questo è... Però anche a destra, diciamo, si potrebbe fare molto meglio. Grazie. Allora, sentiamo l'altra parte Il problema del politicamente corretto è che esiste un politicamente corretto di destra e uno di sinistra. E per chi come me cerca di non identificarsi, o almeno destra, io ho un pensiero politico, ovviamente certe volte voto da una parte, certe volte dall'altra, incredibile, ma è successo così. Penso però di avere un ruolo che è il ruolo quello di giornalista, e quindi, come mi diceva Montanelli, non essere obiettivi, perché obiettivi è impossibile, ma essere imparziali invece è una regola, voglio dire, che uno può tentare di applicare. E allora è chiaro che, per dirla non politicamente corretto, il Papa ha detto una minchiata. Ha detto una minchiata perché lui aveva, come dice, segnalava un problema vero. Cioè, è surreale che all'interno dei seminari stia avvenendo una selezione al contrario, perché è vero che aumenta il numero di persone omosessuali che scelgono, in questa crisi delle vocazioni totali, che scelgono il seminario per una serie di episodi di cooptazione. Potremmo raccontare decine di episodi di cronaca. C'è un bellissimo libro di un collega, tuo collega del Gazzettino, Beppe Pietrobelli, che ha raccontato proprio questa storia nei seminari, eccetera, eccetera. Il Papa poteva dirlo in un'altra maniera. Perché avrebbe fatto bene a dirlo in un'altra maniera, sì, se fosse stato in pubblico. Io la storia che vedo in questa storia è: ma quello che si dice nello spogliatoio di solito resta nello spogliatoio. È chiaro che per motivi giusti o sbagliati c'è qualcuno che vuole far fuori il Papa, e quindi quello che il Papa dice nello spogliatoio ai preti viene riferito fuori, che prima non accadeva. Su Vannacci, io quello che gli ho detto, il problema è questo qua di Vannacci. Nel momento in cui tu definisci gli omosessuali persone non normali, e spieghi anche che è una questione statistica perché sono di più gli eterosessuali, eccetera eccetera, perfetto, ma tu sei un generale, mentre il Papa comanda della gente che ha fatto voto di castità. Tu che sei un generale comandi delle persone che si sposano, amano, e tra le persone che fanno parte delle forze dell'ordine, che fanno parte dei militari, eccetera, c'è una quantità importante, sia pure minoritaria, di persone che sono omosessuali o lesbiche. E tu devi avere la fiducia delle persone a cui chiedi di andare in combattimento. E credo che lì nasca un problema. E non ne faccio una questione di politicamente corretto o politicamente scorretto, ma avere dalla tua parte chi combatte per noi. Detto questo, io su Vannacci non mi sono mai tagliato le vene, perché io ho sempre pensato che ai nostri militari, che normalmente, io ho un compagno di classe che è un altissimo generale, eccetera, importantissimo, non è che noi gli chiediamo di solito di fare politica, noi gli chiediamo di difendere la patria, di essere come Rambo che si ferisce e si cura le ferite con la polvere da sparo e le cuce. Certo, lui è sceso in politica sapete perché Vannacci ha deciso di fare politica?
Vannacci era un generale che denunciava i vertici dell'esercito perché voltavano le spalle di fronte ai morti per l'uranio impoverito. Vannacci non era e proteggeva i suoi uomini, perché questa cosa non l'ha. E a un certo punto ha deciso di fare politica. Io ho letto il libro di Vannacci. Il libro di Vannacci, francamente, a parte due passaggi, è un libro in cui ci sono una serie di temi della destra su cui posso essere d'accordo, non d'accordo, eccetera. Poi ci sono due parole, quella che riguardava, credo, l'Enogu, che peraltro non è reato, e quella che riguardava la presunta anomalia rappresentata dagli omosessuali. Io l'ho trovato dal punto di vista politico geniale, perché senza quei due passaggi del libro di Vannacci non avrebbe parlato nessuno. Io però, e poi chiudo qua e poi proseguiamo, io penso su questa storia del politicamente corretto, della cancel culture, eccetera, io penso che la potremmo risolvere tutti con la buona educazione. Sarebbe semplicemente essere educati e evita di andare a urtare le sensibilità altrui, e permette anche di esercitare la satira. Perché la cosa paradossale, come mi raccontava il mio amico Paolo Rossi, è che se lui oggi racconta una battuta sugli alpini gay, si offendono gli alpini e si offendono i gay. Allora, un conto è come parliamo in privato, un conto come parliamo in pubblico, un conto a seconda delle persone a cui ci rivolgiamo. E insomma, per questo penso che il Papa, per quanto esecrabile, parlasse nello spogliatoio. E la roba più vergognosa è che il discorso dello spogliatoio sia venuto fuori. Oh. Se solo una cosa velocissima, se posso dire, tra la buona educazione e l'ipocrisia, però il passaggio è molto molto stretto. Schiera, non mi ricordo più che lo diceva la Rochefoucauld. L'ipocrisia esatto. È l'omaggio che il vizio rende alla virtù. Alla virtù, esattamente. Però ho visto che su Vannacci non aveva una... No, siamo quasi d'accordo. Parla uno che non ama la destra vannacciana. Ancora oggi ho avuto un po' di cose su Twitter perché non sono sufficientemente vannacciano per i gusti di certa destra attuale. Però peggio della destra vannacciana, scusate, c'è solo la sinistra rinvannacita, dove rinvannacita ma scusate, ma abbiate pazienza, per tutta questa campagna elettorale potevi rimettere l'orologio sul meccanismo Pavlov, no? Sbatti la ciotola e arriva il cane, proprio tipico, per cui alle ore 10:30 Vannacci diceva la sua vannacciata, nel modo più prevedibile, scontato, proprio, eccetera, e alle ore 10:02 arrivava l'onorevole Zan, l'onorevole Boldrini, eccetera. Chiassata, risultato, quelli non facevano il pieno di niente, Vannacci faceva il pieno di ciò di cui doveva fare il pieno. E scusate, chi è stato l'autore della campagna Vannacci? La sinistra. Qual è stato il manifesto più efficace della campagna Vannacci? Quello del PD, ignoralo, è stata la sua fortuna. Chi è che ha alimentato quella... allora, voglio dire, io l'ho detto stamattina facendo incazzare a destra, non vi dico i messaggi sui cellulari, anche oggi ce l'abbiamo un minuto per giocare. Oggi allora, c'è forse il più prestigioso inviato di guerra che c'è oggi, Fausto Biloslav, cioè, che con garbo aveva osato dalle colonne del giornale, quindi colonne non ostili a Vannacci, senti, perché hanno una... Che sconoscono, perché tutti quelli che fanno gli inviati di guerra lo conoscono bene. Con una cosa garbatissima la scorsa settimana: senti generale, sei stato eletto, complimenti eccetera, forse però è il caso che valuti il congedo, no? Questo stamattina ha preso carta e penna e ha detto: questa è una psyop, è un'operazione psicologica contro di me, ma io mantengo perché devo fare l'incursore, un'operazione di sorpresa. Cioè, io dico, oddio, qui siamo tutti impazziti. Cioè, devo prendere la pensione. No, questo non lo so. A me è venuto in mente però, riguardatevelo una di queste sere, che voi siate di destra e di sinistra, ma chi se ne importa.
Monicelli 72, Vogliamo i colonnelli, strepitoso, un Ugo Tognazzi fantastico che interpreta l'onorevole Tritoni che deve organizzare un golpe da operetta che naturalmente non riuscirà, ma voi provate in qualche momento a sostituire Tognazzi con chi dovete e gli anti-Tognazzi con gli anti e scoprirete che dal 72 a oggi, quasi 52 anni, non è cambiato niente. Posso intervenire? Hai ragione molto su, per esempio, la campagna del PD. Secondo me ci sono due fasi del Partito Democratico. La fase in cui loro si occupavano tantissimo dei diritti civili, e io ne ero contento, ma perché non erano stati in grado di occuparsi dei diritti sociali, il precariato, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso che sono all'opposizione, mentre notate con la prima campagna elettorale con l'elezione della Meloni, il giorno dopo la campagna elettorale si è smesso di parlare della questione del fascismo, come è accaduto in tutte le campagne elettorali, no? Prima della campagna elettorale. In questa campagna elettorale è un pochino diverso, perché, azzardo questa ipotesi, va a votare molto meno gente. E andando a votare molto meno gente, la cosa importante per entrambi gli schieramenti è motivare fortissimamente un gruppo di persone che li vada a votare. E allora quella roba lì, poi ci sono anche le robe, io francamente non ho mai creduto a sta roba del fascismo, però ci sono delle robe su cui devo dire no. Quando ho visto quel servizio di fanpage in cui c'era un gruppo di giovani Fratelli d'Italia che diceva Sigail, e no, quello no. E quello no, e quello proprio no, e proprio no, perché possiamo discutere su Mussolini per 10 anni, possiamo anche dire le sue responsabilità rispetto al nazismo, eccetera, però Sigail è una cosa... E infatti io quello che mi aspetto da Giorgia Meloni, al di là delle polemiche di oggi, se davvero vuole diventare un leader dei conservatori europei, deve dire prima o poi a questa roba, cari ragazzi, no. E te lo dico io sono stato ospite da 3, io ho trovato che c'erano ragazzi fantastici, eccetera, eccetera, però un limite a queste cose va messo. Perfetto. Resto su questo filone, così chiedo una cosa che potrebbe essere, diciamo, abbastanza, cioè, che vi separa, insomma, ecco, perché qui ho sentito dire te che sono quasi d'accordo con lui è quasi d'accordo con te, quindi cerchiamo... Ma non è questione di posizione politica, è questione di libertà di pensiero. Questo è anche vero. No, però, a proposito di questa cosa qua, della cultura da cancellare, fermo restando la Costituzione, ma il saluto romano, Predappio e tutte queste cose qua, sono da cancellare? È una cultura che in qualche maniera può rimanere viva, oppure diciamo possono essere legittimate, fermo restando, ripeto, l'articolo della Costituzione. Ma io ho trovato abbastanza logico la sentenza della Cassazione che faceva delle differenzizzazioni, cioè se io vado alla commemorazione del povero Ramelli ci sta, ma se qua in piazza un gruppo si mette a fare il saluto romano al di fuori di cose, secondo me non ci sta più. Perché? Perché è vero che noi siamo diversi dalla Germania, perché noi col fascismo non abbiamo fatto i conti. Io avevo mio nonno che era vicepodestà di Firenze, deputato, epurato e poi amnistiato da Togliatti, eccetera, eccetera. Ed è appunto quello. Cioè, mentre in Germania noi di fatto... poi qua non ci siamo mai raccontati una cosa. Nel periodo del consenso la maggior parte degli italiani era fascista. Non è sempre stato così, perché il fascismo quando mio nonno fece la marcia su Roma, mio nonno ha fatto la marcia su Roma ed era il compagno di banco di Pavolini, figuratevi. Quando fece la marcia su Roma, obiettivamente il fascismo non sale al potere non in maniera democratica, sale perché Herrera era debole, eccetera. Poi c'è stato un periodo, anche grazie alla propaganda, di consenso enorme. La cosa incredibile, me lo racconta uno delle vostre parti, poi sempre il mio amico Paolo Rossi, che mi raccontava come a casa sua la cosa che sorprendeva suo padre, che vedeva credo che fosse il federale, non so chi fosse, insomma il responsabile, che a un certo punto, dopo qualche anno, apriva le manifestazioni del Partito Comunista. Questa cosa è stata molto comune in Italia.
ci sono stati partigiani a cui dobbiamo essere grati, però noi non è che ci siamo liberati dal nazifascismo grazie ai partigiani. Se non arrivavano gli alleati, noi eravamo ancora fascisti. Io credo che però la posizione della Cassazione sia logica. Quello che non apprezzo è non studiare approfonditamente quello che è stato il fascismo, perché il fascismo non ci ha portato, certo che ha qualche cosa buona quando dicono, certo che all'agropontino eccetera, questo no, è un'ovvietà, voglio dire, però il risultato finale è stato tragico, non solo per le leggi razziali, non solo per come sono andati al potere, e ci sono stati anche una serie di omicidi eccetera. Ragazzi, abbiamo fatto una guerra con 420.000 morti e l'abbiamo persa, e abbiamo mandato in Russia gente con le scarpe di cartone, e questo dovrebbe bastare, voglio dire, dal punto di vista storico, per dare un giudizio su tutto questo, secondo me. Ok. Daniele, non dirmi... E qui siamo meno d'accordo. No, qui volevo solo chiederti una cosa, non dirmi che hai un nonno partigiano, perché se che hai usato l'altro nonno che era partigiano, un nonno fascista, no, beh, insomma, un italiano al 100%. Non stiamo qui a esibire i documenti, parla un vecchio antifascista, anticomunista, antitotalitario, orgoglioso di tutte queste cose. E sì, la Cassazione ha trovato la migliore mediazione possibile nella situazione data, però io qui vi esprimo una posizione assolutamente minoritaria, me ne rendo conto, ma io sono contrario a qualunque restrizione di qualunque manifestazione del pensiero, anche la più orrenda, anche quella contro cui vorrei combattere e sarei disposto a combattere, ma in questo mi piace di più il primo emendamento alla Costituzione americana, free speech assoluto. Voi sapete quanto in quel paese venga amata la bandiera, eppure è ritenuto coperto dal primo emendamento e dalla libertà di parola anche l'atto di bruciare la bandiera, cioè l'atto più sacrilego. E ti dico di più, quando tu cominci a mettere mano alle limitazioni della libertà di parola, sai come si comincia, non sai dove si finisce. Quando nella mia vita precedente ero parlamentare, feci una battaglia con grande lealtà reciproca, ma contro una proposta di legge presentata in ottima fede e con ottime intenzioni, ma secondo me pessima, da parte dell'onorevole Fiano del Partito Democratico, con ottime intenzioni presentata, che avrebbe voluto vietare ogni forma di propaganda in vario senso, perfino quei cretini che vanno a Predappio e prendono la bottiglia con il testone, eccetera. E io sono contrario a vietare queste cose. Perché vuoi stabilire, sia pure con buone intenzioni, che debba essere una maggioranza pro tempore, questo Parlamento, un ministro pro tempore a stabilire quello che si può dire e quello che non si può dire? Se tu entri in questo territorio, poi la prossima volta qualcun altro vorrà farlo per un altro pezzetto e tu assoggetterai a discrezionalità politica quello che a discrezionalità politica non può essere soggetto, e cioè la tua possibilità di dire, non di fare, di dire e di pensare qualunque cosa. Aggiungo che per me è bene che i nemici della democrazia siano visibili, perché solo la presenza visibile del virus rende credibile la possibilità dell'anticorpo di formarsi. E ti aggiungo anche, lo dico con molta franchezza, a me questa storia per la quale tutta la simbologia del fascismo è, come dire, satanica, e invece la simbologia comunista, quella no, perché noi siamo la Repubblica nata dalla Resistenza. Io mi inchino davanti a tutti quelli che hanno fatto la Resistenza, ma al tempo stesso non posso negare quello che tutti sappiamo, è che una parte significativa di coloro che hanno fatto la Resistenza, e gliene siamo grati, l'hanno fatta in nome di un'altra dittatura di segno opposto che desideravano potesse instaurarsi. Perché noi dobbiamo applicare la demonologia su un lato e coprirci come dire, la vista e lo sguardo sull'altro? Penso che sia passato un tempo sufficiente
per sapere tutto, vedere tutto, giudicare tutto, non confondere mai con strane assoluzioni all'italiana le responsabilità di questo o di quello, chiaro, ma al tempo stesso vi prego, state attenti anche qui, le buone intenzioni che diventano cattive intenzioni, perché avendo cambiato vita, ero già commentatore, mi sono battuto contro la legge Zan, che pure nasceva con ottime intenzioni, perché c'era quel tragico articolo 4 che Zan non volle cambiare, in cui si apriva la possibilità di un sindacato penale, ok, su opinioni che fossero idonee a innescare violenza e discriminazione. E chi lo stabilisce? Se una cosa orrenda che Peter o io possiamo dire questa sera, perché mi devi impedire di dire una cosa orrenda? Rispondimi, attaccami, mettimi al tappeto sul piano dialettico, dimmi che ho detto una sciocchezza, additami all'opinione pubblica come una persona orrenda. Ma lasciamelo dire, non lasciare che sia un pubblico ministero ad aprire un'inchiesta sulle cose dette da Peter o dette da Daniele, perché se entriamo in una dimensione di questo genere, entriamo in una dimensione in cui la convivenza è finita. Daniele, io ti seguo in parte. Aspetta, volevo solo... No, proprio vorrei rispondere. No, ma infatti volevo solo chiederti, ma c'è una linea da tracciare sulle cose orrende che non si devono dire? Cioè, negare i 6 milioni di morti ebrei è una cosa orrenda che non si deve dire, oppure si può dire? Guarda, io la vedo così. Io in parte sono d'accordo con Daniele quando anch'io sogno un paese in cui poi sono anche cittadino americano, in cui si possa dire qualsiasi cosa. E intanto sogno che questo paese un giorno sia talmente maturo per abolire le disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Secondo me l'obiettivo deve essere assolutamente questo. Però da anticomunista come Daniele, perché io ho iniziato al giornale di Montanelli, quindi nonostante diciamo che quando c'erano ancora i comunisti, poi nell'89 Montanelli ci disse: ragazzi, sta storia è finita, e diventa una cosa. Però obiettivamente, e nonostante il nonno fascista, c'è una differenza fra il comunismo e il fascismo. Non nella quantità di morti, perché Montanelli teneva, per esempio, quando io faccio il colloquio con Montanelli per essere assunto al giornale, a un certo punto vedo che da lui c'è un busto di Stalin, piccolino. E gli faccio: direttore, perché hai un busto di Stalin? E lui mi dice: perché è quello che ha ammazzato più comunisti di tutti. Detto questo, però, ci ho riflettuto molto, c'è una differenza. Marx non prevedeva che quello che sarebbe avvenuto nei paesi comunisti e in Unione Sovietica, quello che lui immaginava era un'altra cosa. Io penso che quel sistema non può che portare lì, però come la Chiesa Cattolica, il Vangelo non prevedeva che Torquemada ammazzasse tutta la gente che ha ammazzato. Invece, dopo il manifesto dei Sankt Sepolcristi, che era obiettivamente abbastanza socialista, forse perché Mussolini usciva da lì, immediatamente dopo il regime ha avuto un'evoluzione anche ideologica che prevedeva l'abolizione delle libertà, della democrazia, eccetera, eccetera. Quindi la base ideologica del fascismo era diversa. Detto questo, ha ragione Daniele, anch'io sogno un paese così. Non credo che questo paese sia ancora pronto. Credo che arriverà un momento in cui sarà necessario abolire quelle norme transitorie finali. In questo momento, cioè, non solo il problema non è chi nega i 6 milioni di morti, è possibile che ci troveremmo in strada gente che ti dice che Hitler non ha fatto abbastanza. E questo secondo me è difficilmente accettabile. Però per proseguire insieme il ragionamento, guarda, hai citato le disposizioni transitorie e finali, va bene, tutta quell'impianto costituzionale entra in vigore il 1° gennaio del 48, no? Firmato a Natale del 47, eccetera. Dentro la disposizione transitoria e finale, dove c'è il divieto di ricostituzione del partito fascista, riguardatevi una cosa che tutti sappiamo che c'è, ma quando stasera la riguarderete dice: no, ma non è possibile, come
io non sono un grande amante di quella Costituzione, ma questa cosa è mirabile. Dentro quella cosa, dove c'è divieto di ricostituzione del partito fascista, siamo 1 gennaio 48, si apre alla possibilità di elettorato passivo, cioè di farsi eleggere per non gli iscritti al partito fascista, erano tutti gli italiani, ma per i gerarchi, dopo 5 anni. Cioè c'era la lungimiranza di dire tra 5 anni ci si può rimettere tutti in gioco. E c'era già stata l'amnistia, Togliatti, eccetera. Allora, oggi la medesima discussione sarebbe impensabile, diciamolo francamente. Oggi l'argomento fascista è scagliato da una parte contro l'altra con una specie di definitività in secula seculorum. Anche un gigante del pensiero, che però qui diciamo è stato il papà, lui ha fatto il paraguru in quell'occasione più che il guru, e una serie di persone che non sono né guru né paraguru ci cascano da 30 anni, cioè Umberto Eco con la tesi del fascismo eterno, cioè ci ha infilato in una cosa devastante in Italia, laddove invece all'epoca c'era stata l'intelligenza di dire voltiamo pagina e rimettiamoci in gioco. Perché questa cosa oggi si è persa? Perché questo tentativo di mettere fez, stivaloni e camicia nera al tuo avversario perché ti ha battuto? Guarda, la cosa fa ridere, prendo un minuto su questo. Allora, siamo a 2 Natali fa, va bene? Era la fase in cui la bestia nera della sinistra era Salvini, cioè Salvini era quello cattivo, mentre Berlusconi, siccome voticchiava i governi tecnici, dice adesso è diventato uno statista, e la Meloni era quella brava. Giorgia. C'era stato il Covid prima e lei organizza la sua festa di Atreju non come faceva pre-Covid a settembre, la organizza sotto Natale a dicembre. E in quel momento lei era ancora unica opposizione, molto laterale, molto solitaria, cresceva nei sondaggi ma non ancora abbastanza. Fa sta festa di Atreju, se voi riguardate le immagini sembra la festa dell'unità, andavano tutti, Enrico Letta che se la sbaciucchiava, giornalistico, Giorgia la pensiamo diversa, ma come brava Giorgia, e invece Salvini è cattiva. Zac, cade il governo Draghi 6 mesi dopo, Meloni schizza nei sondaggi e parte la regola aurea per cui qual è oggi il partito fascista in Italia? È un partito non di sinistra che supera il 15%. Se supera diventi fascista. E in quel momento la Meloni è diventata magicamente fascista e parte la campagna elettorale con l'onda nera. Tutto questo fa ridere, non ci casca. No, ma hai ragione. Hai ragione al 1000%, ma il motivo è molto semplice, perché di fatto destra e sinistra hanno governato questo paese con soluzioni economiche che erano totalmente analoghe, si sono trovate tutti insieme col governo Draghi e non avevano un tubo su cui riuscivano a differenziarsi. Torniamo al Partito Democratico che per lungo tempo ha fatto campagna sui diritti civili, che io ribadisco condivido, ma si dimenticava dei diritti sociali perché potevi andare a parlare ai precari o roba del genere e quelli ti prendevano a calci. E quindi ci si divide su questi, cioè la politica ha questa caratteristica, cioè Giorgia Meloni viene vista sovranista, fascista, anti-establishment, arriva in Europa, va da Biden, gli dice sono il tuo migliore alleato nella guerra in Ucraina, e in Europa cominciano a dire beh, bravina, no, poi la potete pensare quello che volete, cioè io faccio il fatto storico, potete pensare che abbia ragione, è legittimo che abbia ragione. Fatta questa cosa, lei è stata accettata. Tant'è vero, Ursula von der Leyen arriva, lei vorrebbe, vedremo come va a finire, vorrebbe i suoi voti, eccetera. La battaglia che faceva sulle banche ha smesso di farle, aveva preso quell'iniziativa secondo me giustissima che riguardava la tassa sugli extraprofitti. Gli hanno fatto un po' che di casino le banche, gli hanno fatto casino i giornali, gli ha fatto casino Forza Italia, dove gli eredi hanno ancora un pezzo di una banca, Banca Mediolanum, e improvvisamente hanno fatto marcia indietro. Basta, lei è affidabile per l'establishment. E quindi sì, questi a sinistra possono sollevare
anche fondatamente, perché insomma qualche fascista c'è in giro, non è che non ce ne siano, cioè, perché non saremmo obiettivi, ma nessuno può pensare che il 28% degli italiani che vota Giorgia Meloni sia fascista, ci sarà l'1, il 2%, non lo so quanti siano, ci saranno. E però la differenza l'ha fatta questa. Infatti io penso, poi ne parlavamo prima, questa è politica, non c'entra niente, io penso che il futuro del governo sia segnato esclusivamente dall'economia. Se l'economia incominciasse ad andare male e la questione degli stipendi, le cose cambiano, perché di fatto non è che è cambiato niente guardando il manovratore sulle cose alte. Però questo ci riporta al tema del nostro dibattito. Ti seguo. Qual è il rischio in cui tutti rischiamo di cascare? Per una serie di ragioni le compatibilità economiche sono molto strette per qualunque governo, va bene? Io vorrei tagli di tasse molto robusti, eccetera, sono un vecchio liberale thatcheriano, eccetera, le vedranno i miei nipotini forse, eccetera. No, anzi, ti penso che do un'informazione. Il sottosegretario Leo alle finanze è passata sotto silenzio. Non solo vi ricordate il casino prima delle elezioni contro il POS dei tabaccai, i tabaccai hanno ancora il POS, ma ci ha annunciato che finalmente quest'anno verranno incrociate dall'Agenzia delle Entrate 220 diverse banche date. Ve la ricordate il grande fratello fiscale? Bene, e vi rendo noto che è partito. Ma perché no? No, ma il redditometro l'abbiamo denunciato sul Libero e il viceministro non rimase contento, diciamo, di essere attaccato da destra su quel tema. No, dicevo, qual è il vero rischio? Che essendo le compatibilità economiche strette, perché l'Unione Europea, perché i parametri, lascia perdere se ti piace o non ti piace, anche qui sono avalutativo in questa fase. Ci sono. Ma ci sono? Le discussioni vere non le fai e ci incanagliamo, oltre che incagliamo, quindi sia incagliamo che incanagliamo sulla identity politics. Per cui è l'unica cosa che è gratis, è chiaro, no? Questa cosa, litighiamo su questa cosa, recitiamo questa parte, con il piccolo dettaglio che questo presuppone però che gli elettori siano deficienti, e invece gli elettori non sono deficienti, si incazzano, una metà non va a votare e un'altra metà dice a destra sì, ok, io t'ho votato, ma per favore tasse, immigrazione, sicurezza, e a sinistra dice sì, vi vedo cantare sui carri, però oltre a bene, balli bella, Schlein canta benissimo, eccetera, però fammi fatta Zan come si esibisce lui sui carri, nessuno, ok, però vorrei anche sapere qualcos'altro, no? Questa cosa qui è un punto secondo me un poco sottovalutato E quindi alla gente viene in mente Mark Twain quando già nei primi del Novecento diceva: se votare contasse qualcosa non ce lo farebbero fare, non è giusto, ma sempre più gente lo pensa e sempre più gente non va a votare senza capire. Infatti io ormai sono per il voto contro, cioè non penso più al voto per, cioè la penso come Galbraith. Secondo me la politica non è più l'arte del possibile, la politica sta diventando, consiste nel scegliere fra il disastroso e lo sgradevole, e allora quando vado alle elezioni dico secondo me qual è il più disastroso, allora scelgo lo sgradevole e continuo a votare. Non so se questa è la soluzione, però è quello che faccio. Grazie a tutti e due. Vedo che moderare colleghi così è semplicissimo perché fanno tutto loro, quindi non ci sono problemi. Tre situazioni, tre frasi, Allora, persona di colore ha preso, che diciamo è il politicamente corretto, quello che bisognerebbe dire, scrivere e anche pensare, perché ha preso troppo sole ed è un po' troppo abbronzato. Questo era Berlusconi su Obama. Oppure negro, che diciamo è bandito da tutte cioè da tutte le parti, non si può scrivere, non si può. Ecco,
la vostra posizione qual è su questi tre termini? C'è la possibilità di usare anche quel termine negro che è bandito da tutto il mondo? No, perché secondo me non c'è possibilità, per la logica della buona educazione, di non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Se la maggioranza delle persone nere si sentono offese, ma quando io vado a tavola so che si mangia con coltello e forchetta e non mangio con le mani. E allora perché inutilmente, perché poi raccontiamocelo bene, non è che uno se lo dice in questo contesto lo dice perché rivendica la libertà di parola, che è perfetto, lo dice perché sa che suscita reazioni, che offende qualcuno, eccetera. Poi faccio delle differenze su ogni caso è specifico, voglio dire, su questo io non ho dubbi. Guarda, un sorriso su Berlusconi e poi la risposta seria. Allora, non ridete, guardate che è la cosa della quale sono più convinto. Le gaffe di Berlusconi sono memoria, ma quella nella testa di Berlusconi non era un'offesa. Berlusconi televisivo aveva il terrore del viso pallido in televisione. Dire a uno abbronzato era un plus, diciamo, rispetto. No, guarda, non sto scherzando. Quindi da questo punto di vista, fra tante cose discutibili, questa era, e questo mi porta al criterio. Certo c'è il criterio della buona educazione che dice Peter sacrosanto, però c'è il criterio della intenzione. Cioè ormai in questo clima in cui tutti ci offendiamo per tutto e siamo stati educati a offenderci e a indignarci su tutto, le persone ragionevoli, le teste fredde, dovrebbero ragionare sul fatto che la parola pronunciata da quell'altro sia stata detta con buona o con cattiva intenzione, e questo si capisce con grande facilità. Guardate, fatemi dire una parola a favore, per esempio, delle persone anziane, molto anziane. Ma guarda che è un miracolo di applicazione, di educazione e di impegno al tempo stesso. Persone che 50-60 anni fa erano abituate nel linguaggio comune a usare una serie di parole senza che fossero percepite o percepibili come offensive. È un miracolo che non commettano delle gaffe sanguinose ad ogni angolo di strada e ad ogni bar. E tu devi avere, secondo me, anche il buon senso di non crocifiggere una persona per mezza parola sbagliata con buona intenzione. Nel libro racconto una cosa che sembra ridicola, ma nel Regno Unito un anno fa ha avuto una settimana di giornali e poi degli ulteriori richiami, perché la vicenda ha avuto poi anche degli echi giudiziari. Ricevimento a Buckingham Palace, ok? A Buckingham Palace ci sono una serie di signore, di dame della regina all'epoca, eccetera, che hanno il compito anche di ricevere, intrattenere gli ospiti. Si presenta la rappresentante di una, come si dice, di una charity, di una società di beneficenza, eccetera, nata in Gran Bretagna, ma direbbe Vannacci con lineamenti chiaramente africani, direbbe Vannacci, con un vestito tipico all'africana e con la targhetta con il nome che evocava una cosa africana. La dama che la accoglieva, novantenne, chiede "Where are you from?" Di dove sei? E quella risponde già incazzata, perché già era andata, sono inglese, sono nata in... E tragicamente, commettendo un errore drammatico che a Buckingham Palace non sarebbe dovuto succedere, la vecchia dama dice "Where are you really from?" Ma dove sei veramente? E intendeva i tuoi nonni. È successa l'ira di Dio, Carlo si è dovuto scusare, polemiche sui giornali devastanti. Ora, a me pare pacifico che in questo caso l'intenzione non fosse malvagia, no? Ecco, quindi qua il punto è l'intenzione malvagia e la mia propensione a incazzarmi perché già esco di casa con la prospettiva che quello mi dirà una parola sbagliata e io farò un casino che la metà basta. E così diventiamo tutti pazzi. Ecco, un'altra cosa, la volta che voi due siete finiti invece nella macchina schiacciasassi del politicamente corretto, della cultura da cancellare, cioè per quale ragione
vi siete finiti e come ne siete usciti? Guarda, dato che io sono generalmente una persona educata, sono capitato più che altro per le mie opinioni. Il politicamente corretto e la cancel culture ne parla Chomsky la prima volta molti anni fa, facendolo risalire non a quello che vediamo adesso, cioè da gruppi di persone di minoranze che chiedono rispetto, eccetera. Lui parlava sostanzialmente del pensiero mainstream. E è quello che mi è capitato, ne parlavo prima, 3 giorni fa sulla guerra. Mi è capitato anche altre volte. Sulla guerra è legittimo che ciascuno abbia il suo pensiero. Il mio pensiero lo riassumo brevemente, che è dovuto anche al fatto che ho molti amici militari, che dal primo giorno mi dicevano: gli ucraini non possono vincere. E mi spiegavano perché. Se la guerra dura, loro non hanno abbastanza militari da mandare al fronte. È una questione, e sembrerebbe, è vero, loro hanno recuperato parte del terreno, però insomma adesso gli sta andando tutto male. E non sono contento di questa cosa, ovviamente, però io su questa cosa ho cercato sempre di ragionare, proprio partendo dai fatti, dicendo: noi produciamo in Occidente 1.250.000 proiettili di artiglieria, la Russia con la conversione all'economia di guerra ne produce 4 milioni e mezzo l'anno, noi non abbiamo possibilità di aumentare quella produzione. Un'analisi giusta, sbagliata, eccetera. 2 o 3 giorni fa il New York Times pubblica uno scoop e pubblica le bozze del tentativo di trattativa tra Russia e Ucraina 2 mesi dopo l'invasione. Era un momento particolare perché i russi le stavano prendendo e quindi avevano voglia di trattare, esattamente come adesso che stanno vincendo e dicono: no, se la trattativa che la natura non è un mistero, voglio dire, quando vinci quando capisci che ti va male. E loro sono andati molto vicini e poi è saltata per vari motivi, cioè, il dibattito è aperto su perché è saltata. C'è Bennett che dice che è stato perché è intervenuto Boris Johnson, secondo me è saltata perché c'è stata Bucha, non importa. Il mio collega fa non la traduzione, un riassunto ovviamente dell'articolo del New York Times, e noi titoliamo lo scoop del New York Times: le carte della trattativa, con le dichiarazioni, che peraltro pubbliche, di un consigliere di Zelensky che dice: fine aprile e inizio aprile siamo stati vicinissimi all'accordo. Questa cosa la metto su Twitter e vengo assaltato dall'altra parte. Ci sono i troll filorussi, finalmente qualcuno dovrà occuparsi prima o poi dei troll filoatlantici, no? Perché ci sono anche loro, cioè non è che... Vengo assaltato da un nugolo di persone, il quale alla fine segnala a Twitter, se tante persone su Twitter segnalano che ci sono gli errori in un articolo, alla fine, se c'è un certo numero di errori, Twitter dice che la community ha segnalato, come diceva l'articolo, mancano delle informazioni essenziali. Dato che l'aveva scritto il mio collega, io non ho la presunzione di essere infallibile, penso che abbiano ragione. Io vado a leggere l'articolo di New York Times e vedo che noi abbiamo fatto un riassunto, non una traduzione, un riassunto onesto, c'era dentro tutto. Poi leggo un articolo di Lorenzo Cremonesi, che è schierato legittimamente a favore dell'Ucraina, e trovo che è totalmente analogo all'articolo che abbiamo fatto noi. Ecco, io credo che su questi temi ci sia una questione proprio di politicamente corretto. È molto difficile dibattere su queste cose. Quando io ho intervistato col mio amico Marcello Foa, criticato come fosse il capo dei sovranisti, cioè io e Marcello siamo amici da quando abbiamo 24 anni, cioè una persona, non sono nemmeno d'accordo sulla Green Economy, non la penso come lui, eccetera, ma una bravissima persona, voglio dire. Intervistiamo Giorgia Meloni e quando abbiamo io posso vantarmi che con tante interviste inginocchiate, perché obiettivamente in televisione le abbiamo viste solo inginocchiate, a particolare quella di Mentana, che era una non intervista, voglio dire. Intervista deve essere una cosa educata in cui tu fai le domande, no?
Io a Giorgia Meloni faccio una domanda che riguardava, dico, ci sono delle apparenti aperture di Putin, che a quell'epoca stava parlando, diceva di essere disposto alla trattativa, dicevo, può darsi che bleffi, perché non andiamo a vedere il gioco? Per Giorgia Meloni questo era un punto sensibile, perché la maggioranza degli italiani, anche dei suoi elettori, non è contenta, dicono tutti i sondaggi, della politica e della strategia che stiamo seguendo con l'Ucraina. Però il tema della guerra non è così sentito da spostare i voti, lo dimostra il risultato di Santoro, il risultato eccetera. È una cosa che molti pensano, ma poi uno vota su altre cose. E la cosa divertente era che nel programma di Fratelli d'Italia non si parlava di guerra. E perché non si parlava, come mi è stato spiegato da amici di Fratelli d'Italia? Perché era meglio non parlarne, sostanzialmente, no? E allora io incomincio e gli faccio la prima domanda, lei, e gli dico, anche perché l'Ucraina sta perdendo, lei molto infervorata, questa è propaganda russa, eccetera, eccetera. E io gli faccio 3 volte la domanda e gli dico, Presidente, io semplicemente le sto chiedendo, andremo a vedere il gioco di Putin per vedere se bleffa o meno? Ecco, secondo me questo è in questo momento il dibattito sulla guerra è qualcosa che è caratterizzato dal politicamente corretto ad altro livello, cioè, e questo è il politicamente corretto delle classi dirigenti, non del popolo. Paradossalmente, se tu leggi i giornali americani, e sono loro che fanno più guerra di noi, perché senza le armi americane loro certo che sarebbero già stati invasi, avrebbero perso, il dibattito sulla stampa americana, sulle strategie seguite, è un dibattito molto più libero, molto più laico rispetto a quello sulla stampa italiana e nella politica italiana. Ci sono delle cose, cioè come quando si dibatte su Israele. Io sono perfettamente convinto che il massacro di Hamas sia stata una roba orribile. Poi penso che la reazione di Israele sia eccessiva e la penso esattamente come Crosetto, e che finisca poi, che finirà per aumentare l'antisemitismo che già era presente, perché di fronte all'immagine di tutti quei bambini morti c'è stato sì il 7 ottobre eccetera eccetera, ma anche in quel dibattito, pensate, adesso un po' diverso perché poi le cose cambiano, bisognava sempre premettere, essere in televisione, premesso che io sono contro Hamas, oppure premesso che io sono contro Putin, eccetera. E questo è, se ci pensate, è un pochino un politicamente corretto anche questo, solo con una differenza: è chiesto più che dal popolo, è chiesto dalle classi dirigenti per necessità internazionali che io capisco da analista politico, ma da giornalista non posso che criticarlo. Certo. No, invece sdrammatizzo, io invece ci sono proprio capitato dentro una circostanza, e chi se lo scorda? Allora, siamo a settembre del 19, si forma il governo Conte 2, entrano i renziani, giuramento dei ministri, e c'è una ministra di cui non posso assolutamente fare il nome, che forse, ma sicuramente sbagliavo io, in occasione del ricevimento al Quirinale indossò un abito un poco vistoso. No, anche a me ne hanno preso come la stessa roba. Feci un tweet sorridente sull'abito, ci misero 3-4 ore. Blu elettrico, se non sbaglio, un abito blu elettrico. Era un abito, diciamo, che si notava, diciamo. Ci hanno messo 3-4 ore perché lì per lì la cosa, ma a un certo punto deve essere scattata un po' di spontaneità e un po' di spintaneità sui social, finisce così. Poi naturalmente sono arrivati i ministri, Calenda chiese la mia espulsione da tutte le televisioni d'Europa, del mondo libero, cioè accuse sanguinanti, fui processato in televisione, cose eccetera. A onor del vero la ministra interessata fu la più sportiva della comitiva. Da quel momento io ho spiegato che quella ministra è elegantissima, naturalmente, perché sta di fatto che poi, diciamo, sono passati 3 anni e ho avuto invece una giornata meno simpatica, non quest'autunno, l'autunno precedente, quando 400 scalmati di sinistra hanno cercato di spaccarmi la testa all'Università La Sapienza. Ho cercato a uno quelli che mi avevano diciamo insultato per il vestito eccetera, sì, e non ne ho trovato uno che abbia detto certo, mezza parola, cioè, certo.
Consultandomi con i miei amici di Cambridge e di Oxford mi è sorto il dubbio che abbiano la faccia come il culo. Però no, è un dubbio che... Allora, diciamo come funziona anche il meccanismo del politicamente corretto facendo un esempio analogo. Quando a un certo punto non riesci ad attaccare le persone, spesso cerchi, io sono amico di Rula Liberal, ma ricordo un suo dibattito con Nicola Porro, in cui Nicola sosteneva delle tesi e Rula ne sosteneva gli altri. A un certo punto lei incomincia a dire, lo accusa, te la prendi con me perché sono una donna. Stavano parlando di altro. E a me è sembrato francamente una roba... Sei un maschio bianco che mi interrompe. Cioè, secondo me è sembrata francamente una roba, io non so più cosa dire, e io ne ho avuto la controprova. A un certo punto il mio amico Marco Travaglio nel 2018 scrive: la legislatura che si sta per sciogliere, si spera nell'acido, è una delle peggiori della storia repubblicana. Voglio dire, ti fai una risata su una roba del genere, no? Una risata. Allora, Lucia Annibali, che poverina è stata sfregiata dall'acido, che era consulente della Boschi. Chi come me ha conosciuto gli effetti dell'acido, per la sua sfortuna si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo. E lì c'è un'insurrezione bestiale. Ma pensate, campagna elettorale in Toscana. Eugenio Giani, che era candidato del centrosinistra, sostiene in un'intervista che il suo vero avversario è Matteo Salvini, il quale si porta al guinzaglio la candidata Susanna Ceccardi. Dall'altra parte, che di solito accusa a non finire perché questo ha detto, non so, pensavano una cosa di sadomaso, cioè non lo so, ma anche Giani d'altra parte a dimostrazione di come questo sia l'argomento di quando tu non hai più argomenti. A un certo punto la Ceccardi dice che una pietra miliare della musica pop come Imagine di John Lennon è una canzone marxista, e qui c'è l'alzata di scudi, non perché lei chiedeva l'abolizione di Imagine dalle scuole, che era una stronzata pazzesca, ma perché ha detto che era una canzone marxista. Bene, Imagine era una canzone marxista, perché, dice John Lennon, la canzone, dice John Lennon, l'autore, immagina che non ci sia religione né nazione né politica, che in pratica equivale al manifesto comunista, nonostante io non sia propriamente comunista e non faccia parte di questo movimento. Ora Imagine diventa quasi ovunque una hit, una canzone antireligiosa, antinazionalistica, anticonformista, anticapitalistica, ma visto che è ricoperta di zucchero viene accettata. Spesso il politicamente corretto è l'ultimo argomento di chi non ha argomenti. Ma secondo voi è giusto, è corretto? È giusto, sì. È giusto, è corretto che fatta salva la buona educazione, è giusto e corretto che una minoranza si imponga nel gergo, nel modo di dire, anche nella libertà di espressione su una maggioranza? No, e te lo dico con un sorriso amaro e poi con una citazione. Sorriso amaro ormai è andata, siamo tutti fottuti. Allora, mentre venivo qui in treno, mi esce un tweet dell'Università di Liverpool, Regno Unito, che adoro, dell'altro ieri, in cui i responsabili dell'università, rivolgendosi a docenti, conferenzieri e studenti, chiedono di problematize whiteness and heterosexuality, cioè problematizzare l'essere bianchi ed eterosessuali nel quadro di un obiettivo che deve essere di decolonizzare e diversificare la storia. Tu dici, vabbè ragazzi, chiamiamo degli infermieri robusti e portiamoli tutti via, no? È chiaro, perché... Ma ormai è andata così.
Io ve lo dico, questo è un dramma per me. Qui conoscete i miei gusti, io adoro l'Italia, ma amo gli Stati Uniti, il Regno Unito, ho un pregiudizio filo atlantico e anglofilo, penso che da 300-400 anni le cose migliori che vengano all'umanità vengano da quella parte. È la mia lettura molto minoritaria, ma questa è la prima volta da 6-7 anni che ci sta arrivando qualcosa di catastrofico da quelle università e da quel mondo. Guarda che ormai è devastante. Il docente che prima di parlare deve dare l'avviso, trigger warning, sto per affrontare questo argomento, eccetera. Il diversity officer, l'addetto alla diversità che deve seguire le lezioni ma anche aggirarsi nei conversari. Perché Peter hai detto questa cosa? Questa contraddice la tua dichiarazione al momento dell'assunzione, stiamo attenti perché il tuo contratto, eccetera, eccetera. Tutto così, fino alle cose più eclatanti, gli abbattimenti delle statue, le conferenze impedite. La cosa più, qui ci vuole Freud, alle associazioni studentesche vengono date sale, luoghi, eccetera, nei quali hanno la possibilità di non far entrare certi giornali, certi libri, certi conferenzieri. Sai come vengono chiamate questi spazi? Safe spaces, spazi sicuri. Sicuri da che? Sicuri dal rischio che entri un'idea diversa dalla tua. E quindi vedi come prepotenza e fragilità culturale ed emotiva stiano insieme. Se tu sei forte delle tue convinzioni, non hai nessuna paura di avere un pensiero altrettanto robusto, diverso dal tuo, col quale confrontarti e al limite anche con il quale salire sul ring delle idee, dove si danno e si prendono colpi, no? Nello scambio. E invece no, qui è tutto così. Questo è il lato risposta politologica, e qui mi riallaccio a un doppio accenno molto condivisibile che faceva Peter, eccetera. Politologo progressista, anglosassone, dal punto di vista della sinistra con tutti i documenti a posto, Mark Lilla, che ha fatto un libro qualche anno fa dicendo: ma scusa, ma se la sinistra pensa di essere maggioritaria facendo semplicemente la somma di tutte le minoranze, e attento, io adoro le minoranze sempre, ma, dice Lilla correttamente, con una logica non solo di adesione alle cause delle minoranze, ma contrapponendoti sempre alla maggioranza e facendolo con spirito settario e aggressivo, cioè con una cosa per cui siamo pochi e fieri di esserlo perché tutti voi siete tutti stronzi. Questa è la logica. Ma tu non puoi mai vincere, tu non puoi mai, e al tuo avversario basterà sembrare psicologicamente adulto, il proverbiale adulto nella stanza, per avere partita vinta prima che la cosa cominci. Questa cosa qua. Ora, la colpa, immagino siamo vicini alla fine, dico la mia conclusiva mia. La colpa che io do alla destra culturale è che questo dibattito non l'ha nemmeno iniziato, ha un drammatico complesso di inferiorità tuttora nei confronti della sinistra, o peggio, pensa che sia buono per lei semplicemente occupare delle caselle che per 40 anni sono state occupate dalla sinistra. Ci abbiamo fame arretrata, dateci 2 trasmissioni televisive, 3 sovrintendenze, 5 rettorati e abbiamo risolto il problema. E non hanno capito niente e non hanno nemmeno capito qual è il terreno della battaglia. Cioè, questo è il problema destro drammatico. Ma il problema sinistro è, se possibile, ancora più drammatico, perché non si pongono il problema, diciamo così, di mettersi in relazione con una parte maggioritaria del paese che non vuole essere giudicata. Mettiti nei panni di una persona normale che ha fatto la sua giornata, bella, brutta, problemi, il lavoro, il figlio, la moglie, cioè, torna a casa, accende la televisione e trova i migliori cervelli della sinistra politica e editoriale che lo processano col dito puntato e dicono al telespettatore che se ha una certa opinione sull'immigrazione è xenofobo, se ha una certa opinione politica è fascista, se ha una certa opinione è razzista. E da casa parte il vaffa, giustamente parte il vaffa da casa. Finché a destra non si leveranno quel complesso di inferiorità e non comprenderanno il nuovo terreno di battaglia, e da sinistra non si leveranno questo complesso di superiorità e questo spirito giudicante nei confronti del popolo, la cosa non la vedo ben messa.
Allora io distinguerei fortunatamente quello che vediamo accadere tantissimo nelle università americane e inglesi, da noi avviene ma in misura molto minore, e questo dobbiamo dircelo tranquillamente. Poi dobbiamo anche dirci un'altra cosa, che quello che differenzia le democrazie dai regimi è proprio la tutela delle minoranze, perché solo nelle democrazie le minoranze vengono tutelate, e per questo noi abbiamo quel bellissimo, quello sì, secondo me bellissimo articolo della Costituzione, che è l'articolo tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza differenza di razza, religione, sesso, eccetera eccetera. Questo secondo me è proprio l'esempio lampante di che cosa vuol dire la democrazia. È vero quello che racconta sull'università Daniele, però il problema è che il dibattito è stato utilizzato in questo tipo, denunciando le cose di Daniele e dimenticando che in realtà esponenti di entrambe le parti politiche, quelle di destra con meno forza perché hanno occupato meno le televisioni, però di fatto ciascuna parte ha il suo politicamente corretto. Vi faccio degli esempi. A un certo punto noi ci indigniamo perché arriva il presidente iraniano a Roma e vengono imballate le statue dei musei capitolini. Uno dice, ma arriva pure l'iraniano, è pure presidente, ma sono statue antiche d'opere d'arte. Quindi tutti si indignano, in particolare a destra, molto più che a sinistra. Però quando a Torino c'è una celebre pittrice polacca, Tamara dell'Empica, c'era una mostra su a Torino con i manifesti della sua mostra, arriva il Papa, i cattolici celebrano la sindome, i manifesti devono essere oscurati. Non è che c'è una grandissima differenza, eh? E questa volta la polemica invece non la fa nessuno, perché arrivava il Papa, né da destra né a sinistra. Quando Nardella riesce a applaudire a quell'idea geniale di cambiare la fine della Carmen di Bizet, che è una delle cose più straordinarie in cui abbia mai assistito nella storia, voglio dire, perché come sapete nel finale la Sgaraia non muore, ma è lei che uccide Don José. Una roba, cioè, allora tutti si indignano, mi indigno anch'io, in particolare si indignano a destra, ma anche qualcuno a sinistra. Ma quando Brugnaro, sindaco di Venezia, mette all'indice i libri dell'infanzia, e mette all'indice, perché secondo lui, non capisco come, richiamava la teoria gender, il libro Piccolo Blu e Piccolo Giallo, che è un libro che abbiamo avuto tutti quando abbiamo avuto dei bambini, perché il problema era di quel libro era che il Piccolo Blu e il Piccolo Giallo erano talmente amici che a un certo punto si uniscono e diventa verde. E allora qualche mente perversa ha pensato che tutto questo richiamasse la teoria gender, cioè, non lo so, voglio dire, c'è la gente strana. E però tutti dall'altra parte, bravo Brugnaro. Allora io quello che invito tutti i cittadini, noi, cerchiamo di pensare con la nostra testa. Incominciando a pensare con la nostra testa ed essendo educati, riusciremo a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato dire per non urtare le sensibilità delle persone. Quando c'è stata la polemica sul blackface, io all'inizio non la capivo, perché ci fu una polemica molto forte che nasceva dal fatto che a un certo punto la comunità nera, soprattutto in America, incomincia a dire, con degli effetti anche ridicoli, perché poi sono andati sulla censura del passato, eccetera, e questa roba proprio non gli piaceva. Io dicevo, ma perché? Poi, dato che io a suo tempo ho avuto una fidanzata che era nera, parlando a lungo con lei, ho capito perché la urtava. E io ho pensato, ma io perché devo fare qualcosa? A me cosa diavolo cambia sta roba? Cioè, alle feste di Carnevale non mi dipingerò la faccia di nero, e non la sento come una limitazione della mia libertà, francamente, ma un segno di rispetto a delle persone che per qualche motivo, motivi anche fondati, perché insomma questi sono stati presi come schiavi, portati in America, cioè hanno una storia che non è la nostra, si sentono. E quindi io penso che la libertà di pensiero e l'educazione
possa servire molto più di tutte queste regole. Perfetto. Allora, a questo punto, proprio per il politicamente corretto, se ci sono domande ecco, guarda, dal pubblico. Buonasera. Allora, prima Gomez ha parlato del fare i conti con il fascismo, no? Allora, io ho 35 anni, faccio delle riflessioni, poi sono una persona anche comune, senza grandi studi, quindi posso anche fare dei ragionamenti sbagliati che vi pongo questa sera, però penso io, ma vista l'età, nessuno qui è stato coinvolto storicamente in quel periodo, e nel frattempo però la storia va avanti, i reduci muoiono. Chi deve fare i conti con il fascismo? Questa sera noi parliamo di politicamente corretto e cancel culture. A me, da quello che vedo da persona comune, è che c'è un fenomeno sociale che viene prepotentemente da sinistra, e Molinari è stato interrotto alla Sapienza, dov'era? Capezzone, è successo a Parenzo, e sono esempi eclatanti degli ultimi anni, ma potrei anche parlare dei banchetti in campagna elettorale al 90% della Lega Nord, di Fratelli d'Italia, che vengono aggrediti da quelli che potremmo definire i fascisti rossi. Quindi lei, Gomez, parla di cose che io condivido perché sono provate, quelle che dice lei, ma a me, più che politicamente corretto, mi sembra che sia quasi una, come posso dire, una permalosità di Salvini, che viene accusato di portare al guinzaglio da Donazzan, chi era. Però quando si parla di politicamente corretto, io non penso a queste piccolezze, ma penso a gruppi di squadristi che potrebbero irrompere qui perché c'è Capezzone e fargli le contestazioni. Cioè, queste sono cose fattuali che vengono da sinistra più che a destra. Poi certo, ieri a Roma hanno attaccato una sede di un pub di sinistra, sono cose che possono capitare da ambo le parti, ma il fenomeno sociale anglo-americano di cui dibattiamo questa sera, se vogliamo dargli una bandiera in mano, è una bandiera rossa. Sì, è vero, ma è vero che è una bandiera rossa. Però tutto quello che accade, secondo me, anche se noi non siamo i nipoti o i figli dei fascisti, il dibattito storico su quel periodo in Italia ce l'abbiamo detta, non l'abbiamo fatto realmente. È vero che ci sono gli episodi che lei ha citato, sono tutti veri e sono tutti innegabili, però la cosa che per esempio mi colpisce sulle università e sui coglioni che hanno interrotto, che non volevano parlare Daniele, è quanto sono minoritari anche loro, perché noi vediamo che nelle università americane per la questione palestinese ci sono interi campus che vengono occupati e da noi ci sono 300 persone. Allora parliamo, è verissimo, ma domanda, chi milita in un centro sociale estremista quanto ha a che fare col PD? Io me lo chiedo, perché è come chi milita in un centro sociale di estrema destra, quanto ha a che fare? Insomma, io non lo so se io credo che ci sia una differenza fra destra e sinistra. Io credo che però per molti anni, dal punto di vista ideologico, ci si può sentire di destra, sentire di sinistra, eccetera. Quello che io vedo in questo paese è che per tanti anni, però, nella pratica, questa differenza fra destra e sinistra nel governare non si è vista. Cioè, quello che io invidio alla Spagna è che in Spagna quando c'è un governo socialista fa politiche di sinistra e quando c'è un governo popolare fa delle politiche di destra. Io ho l'impressione che qua siamo di tutti davanti a una melassa. Tu fai bene, lei fa bene, scusi, a denunciare queste cose, perché queste cose sono gravi e avvengono. Però io farei una differenza tra la contestazione e la violenza. Se noi siamo personaggi pubblici, io e Daniele, è grave se avviene in università, in uno spazio chiuso, ma se noi parliamo in piazza, è inevitabile che c'è gente che ti possa contestare. Non possiamo pretendere... Certamente. Io la questione di Daniele, ti hanno impedito di parlare o ti hanno contestato? No, c'erano 400 persone pronte a fare polpette sì, di Capezzone. quindi perfetto. Diciamo,
No, secondo la mia amica Claudia Fusani volevano solo partecipare al dibattito. Diciamo, io questa No, è per quello che ho chiesto, dato che io avevo letto Claudia Fusani, ho chiesto a Daniele, che credo quello che mi dice, come erano andate le cose. Perché se fosse stata semplicemente una contestazione, volendo partecipare al dibattito, la contestazione si sta. Fare a polpette di Capezzone o di Gomez invece non ci sta. Altri? Buonasera, tornando al tema principale della serata, ma il discorso del politicamente corretto o scorretto, come si vuol mettere, non è principalmente colpa questa situazione dove siamo arrivati, soprattutto anche dei quotidiani, del mass media, questo aver spostato, diciamo, questa finestra di Overton su determinati argomenti, aver portato la gente comune ad arrivare a pensare determinate cose in un determinato senso piuttosto che in un altro. È per quello che la gente si scanna per essere proprietaria di media, perché tramite i media si influenza in un senso o nell'altro l'opinione pubblica. E questo poi è un momento anche peggiore del solito, perché una volta tu facevi l'editore per fare un sacco di soldi. Questo era l'obiettivo di tutti gli editori italiani, parlando in particolare della carta stampata. Si vendevano un sacco di copie, entravano un sacco di soldi e un sacco di pubblicità. Oggi, parlando dei giornali, direi che il 90% dei giornali hanno degli editori che ci mettono i soldi, non li tirano fuori. E perché sono editori? Perché uno fa il costruttore, l'altro è proprietario di cliniche, l'altro ha le macchine, l'altro ha utilizzano in qualche modo i giornali per cercare di fare migliori affari. Vi faccio un esempio. Tanti anni fa Il Tempo era di proprietà di un edizione che si chiamava Bonifaci. Il Tempo è un giornale tradizionalmente di destra, no? E lui faceva il costruttore. Tu leggevi Il Tempo e trovavi un giornale di destra, gli lettori del Tempo, arrivavi alle pagine della cronaca di Roma, governata dalla sinistra e dove Bonifaci costruiva. E casualmente le pagine della cronaca di Roma erano pagine elogiative rispetto all'amministrazione romana. Ragazzi, funziona molto spesso così. Quando io denunciavo il conflitto di interessi di Berlusconi, io ammetto il genio di Berlusconi. Ragazzi, la televisione senza Berlusconi non sarebbe quella che conosciamo adesso. Ha migliorato la qualità della televisione per tanto tempo, poi ha cominciato a peggiorarla insieme alla RAI. Ma a un certo punto, cioè, ci sono dei trucchi anche per garantire il pluralismo, valgono sia le TV pubbliche, lo fanno anche alla 7, eccetera. Tu dici io rispetto la par condicio perché invito tutti, ma della parte inversa inviti il più cretino. Cioè, e guardate che c'è, perché è ovvio che da entrambe le parti ci sono quelli bravi e quelli meno bravi. Cioè, e quindi quando tu sei dall'altra parte, mamma, io ho fatto parlare tutti, sì, ma hai fatto parlare un minus abens, e cioè, allora, noi che siamo nell'informazione, queste cose, ed è vero, l'informazione viene, parlando di politicamente corretto, quando si scrivono le sceneggiature con il bilancino, perché deve esserci una persona gay, un nero, un transgender, eccetera, eccetera, è chiaro che a quel punto c'è una funzione pedagogica che porta gli editori a fare questo tipo di scelte, come uno può fare una scelta opposta. Ma è vero quello che dice, è vero, non solo l'informazione, ma i mezzi di comunicazione vengono utilizzati per formare le masse. Non pensate però che basta avere una televisione per far votare tutti per loro. Perché il Dixan fa la pubblicità? Dixan fa la pubblicità per spostare l'1-2% di quota di mercato, e anche se facesse pubblicità tutto il giorno voi continuereste a comprare alcuni Dash, alcune altre marche. Però dato che spesso le elezioni si giocano sull'1-2%, è bene avere una televisione, è bene avere dei giornali, è bene per rapportarsi col potere politico. E la situazione è questa qua. E in questi anni secondo me è peggiorata. Non è migliorata, è peggiorata. Io ti confesso, sono meno spaventato dagli ovvi
interessi degli editori, eccetera. Da questo punto di vista, per me, all'americana, l'importante è che si sappia chi possiede che cosa e chi è chi. Vale anche per i politici. Se Tizio è finanziato dai petrolieri e presenta una proposta di legge pro petrolieri, i cittadini potranno farsi un'idea. Su questo sono d'accordo. Quello che e forse, se interpreto bene, mi avvicino alle preoccupazioni del nostro amico che è intervenuto, è invece un tasso di omogeneità ideologica, a volte politicizzata, a volte semplicemente di istinto, del grosso del ceto giornalistico. Anche qui, avalutativamente, ognuno ha le sue. Ma prendi le crisi bancarie, Brexit, Trump. La copertura del 90% dei media italiani era tutta per dire che sulle banche era tutto a posto, tutto meraviglioso, tutto perfetto, eccetera, che Trump un fiore della mignotta pazzesco, eccetera, e che Brexit una disgrazia epocale. È evidente che quando poi il sistema bancario va giù, Trump viene eletto e forse rieletto trionfalmente e Brexit si realizza, la credibilità dell'inviato unico, del corrispondente collettivo, dell'editorialista unico casca come una pera cotta. E questo è un tema che secondo me il ceto giornalistico tradizionale deve porsi. Quando tu hai un eccesso di omogeneità nella lettura di un fenomeno, la cosa, l'ascoltatore... Sai Daniele, lo capisci bene questa cosa con la critica che fece il New York Times, da un giornale Dem, dopo la prima elezione di Trump, che quando loro lo scrissero, noi non avevamo capito niente. E perché non avevamo capito niente? E perché al di là dell'ideologia dei giornalisti avvengono le cose che dice Daniele? Perché l'Italia è abitata dal 65% delle persone che vivono in provincia, mentre i grandi giornali o i grandi mezzi di comunicazione stanno nelle metropoli. E quindi esattamente come il New York Times, stando a New York con giornalisti che frequentavano, non erano in grado di capire quello che stava succedendo. Io vi racconto una cosa, l'ascesa dei 5 Stelle. A un certo punto io avevo un collega che stava a Bologna, molto bravo, eravamo alle elezioni di Parma e lui mi chiama e mi dice: guarda che a Parma vincono i 5 Stelle. Nessuno lo scriveva. Guarda che Parma vincono, perché lui era di lì e vedeva le cose. E allora noi cominciamo a seguirli molto bene. Il giorno prima delle elezioni di Parma, noi avevamo come collaboratore il Fatto Cartaceo, invece, un importantissimo giornalista, una firma storica del giornalismo italiano, che era andato in pensione e scriveva da Parma. E lui fa questo lunghissimo pezzo sulla presentazione delle elezioni. Lui viveva nel centro storico, frequentava la buona borghezza, insomma, i suoi amici, e fa un pezzo in cui non sono neanche citati. E poi vince Pizzarotti. E allora lì c'è proprio questo difetto. Insomma, Giorgio Bocca a un certo punto diceva che quando ti sembra non capire niente, te la prendono con te in redazione e tutto il resto, mettiti per strada e cammina. Ecco, questo non lo fanno più i giornalisti e quindi raccontano quello che vedono intorno a loro, che è solo un pezzettino piccolo, e non vedono tutto il resto. Scherzando ma non troppo, mi era capitato proprio sulle vicende Brexit e Trump di fissare un protocollo in 5 punti utilizzato dall'inviato unico, dal corrispondente collettivo, in caso di qualunque elezione all'estero. Punto numero 1, non sapere niente del paese in questione. Al massimo vai l'ultimo giorno nella capitale e parli con gli amici tuoi, che a loro volta, meccanismo che spiegava. Punto numero 2, naturalmente la domenica accade il contrario, allora devi dire grande sorpresa. No, non è una sorpresa, sei tu che non hai capito un cazzo. Punto numero 3 del protocollo, perché guarda, punto numero 3 è demonizzare il vincitore. Siccome tu non avevi capito niente, lui è uno sporco dittatore. Punto numero 4, demonizzare gli elettori, l'onda nera, la cosa popolare. Questa è la cosa più comune. Sono gli elettori che non capiscono un cazzo di solito. Punto numero 5, cambiare paese e ricominciare il giro la domenica successiva. Allora, abbiamo sforato di parecchio, quindi dobbiamo chiudere, però volevo chiudere con una battuta proprio velocissima,
è per entrambi. Ma se io avessi un appartamento da affittare e facessi l'annuncio dicendo non accetto stranieri, sono un razzista o no? Sei una persona che fa una cosa dal mio punto di vista gravemente inopportuna, ma io sono un tifoso del diritto di proprietà, quella casa è tua e la affitti a chi ti pare. Questo è il mio punto. Secondo me la casa è tua e te la affitti a così pare, ma non è che dato che la casa la devi affittare a qualcuno, per un'educazione non lo scrivi, poi arriva uno e gli dici qua costa 2.500 euro e non la prende. Cioè, voglio dire. Cioè, se scrivi una roba del genere, ma perché lo devi scrivere? Cioè, Ok, molto democristiano, però diciamo che... buona educazione. Bene. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per l'attenzione.